Buongiorno belli. Buongiorno. Questa mattina c'è vento, ma ci siamo svegliati con un bel sole e quindi i colori della Sardegna stanno uscendo tutti di nuovo e perciò stiamo andando verso Arbatax e a vedere le famose rocce rosse. Pare che chi venga qui e riesca a fare una di queste costruzioni grandissime come questa abbia poi una buona sorte e quindi adesso ci proviamo, ma ce ne sono alcune che sono gigantesche, tipo questa qua praticamente alta quasi quanto me. 1,20 m. Ma che 1,20 m? Parcheggiando lì al porto di Arbatax c'è una piccola passeggiata, sono circa 500 metri da fare e si arriva qui a Cala Moresca e raga, da sopra è uno spettacolo bellissimo. Adesso vi facciamo vedere, comunque anche qua dietro c'è un piccolo parcheggetto, è piccolo ma c'è. Pronti? Ok, scendiamo. Passiamo alla montagna di nuovo e niente, questa strada è piena di mucche libere, è stupendo. Cioè stanno così proprio, ragazzi. No vabbè, ma guarda che grossa! Ma sono bellissime, guarda come si mettono anche in posa. Guarda che chiappone! Ma scusa, come passiamo noi? Ma non possiamo passare, ci stanno le mucche. Questo che vedete davanti è il nostro amico Marco con cui stiamo esplorando i monti. Ma non gliene frega niente. No, loro stanno qua così. No, vabbè, bellissimo. Questa zona che stiamo attraversando detiene un Guinness del primato di tutto il pianeta Terra, e cioè la longevità degli uomini. Infatti nel paesino che costeggia il lago ci sono il maggior numero di uomini più longevi di tutto il pianeta. Due Guinness. Esatto, il secondo qual è? Il secondo Guinness è quello che questa zona è la zona al mondo che produce più ossigeno. Una cosa incredibile. Spostatevi sulla destra, poi arrivo. Guardala là. E ecco quello che stiamo cercando. Quella lì è Saper de Liana. Praticamente si dice che questa pietra sia la porta dell'inferno. E pare che la notte, al chiaro di luna, i diavoli escano da questa porta dell'inferno e danzino intorno a questo grande totem, e che se qualcuno vuole andare lì da loro mentre fanno questa danza può chiedere quello che vuole in cambio della propria anima. E la porta posteriore oggi ci offre questo panorama. Oh.
Guarda questi qua a destra. Mamma che grandi! Ehi vitellini, venite! Mamma santa, addolorata, Ale, mi fa un po'. Io una cosa così non l'avevo mai vista, cioè stare in piena natura in mezzo alla montagna con le mucche che girano intorno al camper. Mamma, ragazza Sardegna. E Marco, il nostro amico fotografo itinerante, ci ha preparato questo meraviglioso aperitivo Meraviglioso. con vista mucche. Meraviglioso. Con vista mucche e cavalli. Esatto, mucche e cavalli. E visto che in effetti passiamo le giornate a mangiare, dopo i toast di Marco è arrivato anche Pietro, ci ha raggiunto e ha portato il pecorino saldo e il pane, come si chiama questo? Il pistocco. Sì, però raga, il pan bauletto. Cioè, il pan bauletto vince sempre. Esatto, Sì. vero.